Nella quarta giornata Mignanego e Ampi, ancora imbattuti, cercano punti fondamentali per poter prendere il volo verso il primo posto. Il Mignanego nello scorso turno ha battuto fuori casa il Rapid Nozzarego, mentre la squadra ospite viene dalla goleata di 5-0 contro l'Aronchese. Si prospetta una partita tra due squadre dall'alto potenziale offensivo. Prima occasione del match per l'Ampi dopo solo 5 minuti con Gelmi, che serve bene in area D'Angelo, ma il suo tiro termina alto e non impegna il portiere di casa Rivera. Reazione immediata del Mignanego. Sulla punizione da posizione defilata del capitano Di Gennaro parte un buon cross, dove Danovaro deve solo mettere la testa. Il portiere dell'Ampi Gandolfi però si supera e la difesa dell'Ampi allontana il pericolo. Resta all'attacco il Mignanego. Moro prova l'incursione sulla sinistra. Dal suo piede parte un buon cross che arriva direttamente sul piede di Danovaro, che difende bene palla ma non riesce a inquadrare la porta con il suo tiro che finisce di poco a lato. Ancora tentativo di uno scatenato Danovaro che prova ancora incrociando sul secondo palo. Il tiro finisce nuovamente a lato. Si fa rivedere in avanti l'Ampi con una punizione del Bomber Veroni, sulla quale si fa trovare prontissimo il portiere di casa Rivera. Al 34esimo, sulla ripartenza del Mignanego, Danovaro riceve spalla alla porta e serve splendidamente Moro, che solo davanti al portiere insacca con un fantastico pallonetto e sblocca finalmente la partita. Rivediamo il gran gesto tecnico di Moro che ha permesso alla squadra di casa di passare in vantaggio. Nel primo minuto di recupero prova a pareggiare la Lampi con Veroni, ma il tiro termina di poco alto. Passiamo alla ripresa. Il Mignanego trova subito il raddoppio all'inizio della ripresa. Di Gennaro pennella un cross perfetto per l'incornata vincente di Alvarado, battendo per la seconda volta Gandolfi. Da rivedere la gran palla del capitano biancazzurro e il poderoso stacco di Alvarado. Alla metà della seconda frazione l'Ampi rimane anche in 10 uomini, per la seconda ammonizione del capitano Barone, ingenuo nel commettere questo fallo nella propria metà campo. La squadra ospite non si arrende e prova ad accorciare le distanze. D'Angelo, servito dalla punizione battuta da Veroni, prova per 2 volte a battere Rivera, che salva il risultato e la sua imbattibilità. Prova a chiuderla al Mignanego, con Danovaro, che dopo un dubbio controllo lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Trabona, ma questa volta Gandolfi se la cava egregiamente. Allo scadere il tris del Mignanego. Cannella riceve al limite dell'area da calcio d'angolo e pesca l'angolo giusto. Il pallone bacia il palo e si insacca per il 3-0 finale. Terza vittoria consecutiva per il Mignanego, che mantiene imbattibilità e porta inviolata. Si ferma l'Ampi con la prima sconfitta del campionato.